Benvenuti, bentornati, anzi meglio, seconda parte del nostro programma LBA On Air. Vedete come il basket, il divano è rimasto sempre lo stesso, sta per cambiare però, attenzione, fra circa un quarto d'ora arriva Alessia Ventura. Prima di iniziare la parte social, parliamo un attimo di Davide Moretti. Intanto due battute, poi volevo fare un appello alla televisione americana, quindi ho bisogno di il piano americano. Davide Moretti sta giocando con Texas Tech, sta vincendo, ha vinto le prime due partite, è alle Sweet 16, tra l'altro è la prima volta che un italiano arriva a questo livello. Sweet 16 vuol dire le migliori 16, poi si giocheranno tra giovedì e domenica le altre due partite per arrivare alle Final Four di Minneapolis fra 2 settimane. Ha giocato molto bene, da protagonista, da superstar. Prima partita non difficilissima, seconda all'Università di Buffalo, magari non era sicuramente North Carolina, però ha preso la partita per le corna, l'ha portata a casa, grandissime qualità, lo abbiamo già detto, in 10 secondi tu l'hai visto nascere praticamente, perché sei amico di Paolo, l'hai visto giocare da ragazzino, ti stupisce questa sua parabola ascensionale? Ma cioè nel senso che comunque mi fa molto piacere, sono contento e secondo me lui ha la maturità per comunque scherzare chiunque, nel senso che comunque ha un talento tale, sa stare in campo, riconosce le situazioni, per cui può essere un fattore anche in America, assolutamente. Benissimo. Quindi sono contento e felice e consapevole delle sue Allora, capacità. prima dell'appello agli americani diciamo che Davide Moretti gioca play, tira bene da 3, penetra, e nel penetrare scarica bene, ma soprattutto di destro e di sinistro va fino in fondo, va al ferro. Un attimo di attenzione in inglese ai miei amici americani. Dear friends, we are talking about Davide Moretti, non Davide Moretti. Come noi ci sforziamo a pronunciare, magari con tanti errori, i nomi degli americani, we are trying to have the best pronunciation for the American English name, please try hard. Davide Moretti. No Davide Moretti, no. La birra, Moretti, almeno quella. Okay. Gaia, tutto tu. Pubblicità. Ciao. Questa settimana le vittime sono Stefano Tonut e Marco Giuri. Abbiamo fatto un po' un gioco, tirato fuori le carte, ci saranno anche due jolly e vediamo un po'. Inizialmente doveva essere solo Tonut, ma è un po' timido e quindi ha chiesto di fare... Spalla? Sì, in realtà non l'ha voluto ammettere, ma è così, ve lo assicuro io. Ok. Vediamo. Visto che Stefano ha cercato in tutti i modi di scampare questa intervista, è inutile che fai segno così, è tutta colpa tua se l'intervista è diventata doppia. È una tua idea. Questo non è stato detto, non è giusto poi. Ho preparato queste carte, come vedete sono numerate, ok? E poi ci sono anche i due jolly, che sono, sono queste qua. Jolly. Io ho i due. Va bene, però partiamo dal jolly. Ecco qua. Sono 3 emoji, dovete farmi praticamente queste 3 espressioni. Ok, dai, la faccia arrabbiata, la faccia sorpresa, ok, e la faccia seducente. Sì, va bene, dai, passaparola. Andiamo avanti, va. È questo. E parliamo d'amore. Ci siamo conosciuti 5 anni fa, però eravamo amici, e poi dopo un po' di tempo abbiamo scoperto che c'era più di un'amicizia. Uguale. 5 anni fa uguale. Tutte e due da 5 anni? No, io sono fidanzato da meno di un anno. Io da 4, però ho conosciuti circa 5 anni fa. E come avete fatto a conquistarle queste ragazze? Con la faccia di prima, se c'è. Con le emoji. Scegliamo un'altra carta? Uno. Io voglio jolly, Ok, va bene. Facciamo prima la 1, che è questa. Ovviamente siamo molto legatissimi, siamo un po' sparsi, soprattutto io e mio fratello, ora sono diventato da poco zio. Grande!
No, un anno. Grande io. Io ho una famiglia, ovviamente c'è un legame particolare, io sono abituato comunque a stare vicino a casa, quindi torno spesso e li vedo spesso, quindi ho su questo punto a favore confronto a Marco. Immagino comunque sia difficile, però magari dopo ti abitui. Dopo 15 anni sì. Però no, un bellissimo rapporto con tutti, per fortuna, quindi anche parenti magari più lontani, come possono essere gli zii, nonni, eccetera. Sono fortunato, ecco. Quindi bellissimo legame. E in quella foto, anzi, quella foto è venuta benissimo, quindi complimenti al fotografo. Mi è sempre piaciuto tantissimo, perché anche se i miei sono separati, in quella foto comunque che sono insieme a me fa un piacere immenso, quindi è un momento bellissimo. Jolly mi avete detto, giusto? Sì. Cioè, comunque notare. Guarda qua, guarda cosa hai vinto, cosa avete vinto. Non dovevo dirlo. Se faccio lo stupido, ho bevuto troppo, meglio se mi riportano da te, colpita solo Cupido. Tonut, serio? Non la sai, ma non la sai. Hai detto una parola, Cupido? Se faccio lo stupido, ho bevuto troppo, meglio se mi riportano da te, colpita solo Cupido. Ok, direi che basta, le mie orecchie hanno ascoltato fin troppo. Ok, allora qua si parla di mare. Io intanto vorrei sapere questo tavolo riservato Marco. Fra l'altro ti dico di più, a 2 minuti da casa mia, perché questo è il Blue Bay di Castro e io ho casa Santa Cesarea. Il Blue Bay è casa mia, no, è il compleanno mio a luglio, diciamo che è un compleanno che dura un po' di giorni, non dura solo un giorno. E da qualche anno lo festeggio a Blue Bay e guarda caso in quella foto lì c'era il tavolo, vabbè, Marco, però non mi hai detto del numero, c'era il numero 21 che lui li mangia. È vero, numero 21. E la foto è per quello. Come mai è il 21 come numero? Per il tavolo. No, quello è un pesce. Fin qua c'ero arrivata, sai com'è? Non so. No, beh, come sa praticamente già tutto il mondo, tutti che mi chiedono gli hobby e la pesca. Cioè, quando posso, quando c'è bel tempo e quando torno a casa vado un po' a pescare, mi rilassa, e quella è una bellissima foto di un bel pesce che ho pescato da Trieste con un mio amico. Se tu vai in vacanza ti svegli prestissimo per andare a pescare. Sì. Marco torna dalla serata e tu invece vai. Esatto. Ma anche lui piace pescare, non pesci però. Ragazzi, grazie mille, direi che avete superato questa prova a pieni voti. Sono stata brava, bisogna dire, sono stata troppo gentile. Grazie Francesco. Ciao ragazzi, grazie. Ciao ciao. Beh, direi promosse a pieni voti. Pensavo molto più timido Tonut, invece poi si è lasciato andare. Ha detto sì, anche perché, 2 battutine. Sì, perché ho insistito tanto con questa intervista. Già dalle Final 8 lui cercava di schivarla. Allora, abbiamo pochissimo tempo, dobbiamo andare velocemente con gli MVP. Allora, suggerisco alla regia, vediamo solo questo, teniamo questo, perché poi abbiamo anche una sorpresa che riguarda i tifosi di Bologna. Allora, i candidati, le nomination sono Zoran Dragic, che nella partita di domenica ha segnato 21 punti, 7 rimbalzi e 3 assist con Trieste che ha spazzato via Cantù. Andrew Crawford, che ormai è una specie di stabile tra i migliori in assoluto delle classifiche. Quando lui vince, Cremona vince. Quando lui gioca bene, Cremona vince meglio, con 24 punti e 3 rimbalzi. Attenzione a Mitchell Watt, che è in assoluto il centro dei centri, 27 punti, 9 rimbalzi e un assist. Watt nelle ultime 2 partite gira con 26 punti e mezzo di media.
quindi il fattore per Venezia. E poi Jordan Hamilton, che ha segnato solo da 3 in questa partita, incredibile, 33 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per questo giocatore che nel bene e anche nel male è diventato il pendolo di Brescia. Se lui fa questo tipo di partita, Brescia può pensare di andare ai playoff. Se lui gioca come all'inizio magari no. Cos'è che avevi detto tu su Hamilton? Sì, infatti sento qualcuno che ride qua. Nel momento in cui è partita la motosega su Hamilton, gli abbiamo dato lo stimolo giusto. Si dovrà tatuare la tua faccia, secondo me. No, veramente, no, a parte gli scherzi, lui effettivamente è il pendolo di Foucault. Il pendolo di Foucault, no, l'hai detto tu il pendolo. È l'ago della bilancia di una Brescia che ha bisogno di un leader del genere. Lui può essere il leader ed effettivamente ha dimostrato con queste doti balistiche, insomma, uno che fa 11 triple, 33 punti, vuol dire che ha dei numeri. E tra l'altro l'abbiamo chiamato Twinner, scusa, esatto. Twinner è un'altra cosa, Twinner. In realtà ci ha dato una bella definizione. Io sono un tiratore da 3, uno che tira 11 volte, cioè più volte, scusa. Tutto benissimo, se fai queste medie va bene. In una squadra che non ha un pivot vero e proprio, deve giocare più vicino al canestro. Però attenzione, questo è uno che ha dei numeri. Ma finché così va benissimo, però il giorno che fai 1 su 10 forse le cose cambiano. Allora, molto velocemente è arrivato un giocatore che potrebbe fare la differenza, grande brasone, 2 titoli NBA, 2 anelli vinti con Miami. Stiamo parlando ovviamente di Mario Chalmers. Adesso il professor Bagatta, eccolo qua, è partito tutto il mio arrivo in Italia dal mio agente che mi ha prospettato questa possibilità. A me interessava tornare a giocare in un posto importante, non mi interessava dove in particolare. Poi ho capito di Bologna, Sugar Ray Richardson era l'idolo di mio padre quando era a New Jersey, così come Dr. J, quindi conoscevo bene Sugar Ray, ho saputo che ha giocato qui. Ginobili l'ho affrontato in NBA, il miglior mancino che io abbia mai visto, giocatore importantissimo, anche lui ovviamente ha giocato qua a Bologna. Il mio obiettivo è vincere un campionato qui a Bologna, spero di migliorare e dare una grossa mano a questa squadra. No, non penso che LeBron James, domando ovviamente sull'NBA, sia il migliore di tutti i tempi, sicuramente il giocatore più d'impatto ma non il migliore. Giudizio di Mario Chalmers condiviso soprattutto anche dopo quest'anno con i Lakers dove non è stato brillantissimo, complice anche un infortunio da parecchi. Per Jackie chi è stato il migliore? Insomma, mi sembra la maglietta sia abbastanza indicativa, quindi allora, io voto Larry, maglia replica, Larry Bird. Abbastanza rara però replica è, la maglia di Larry Bird a Indiana State, non Indiana State che è l'altra, molto più piccola, molto più di campagna. Larry Bird giocava lì quasi per caso perché da piccolo non era così famoso. C'è stata una partita che ha cambiato il mondo del basket, finale in Serie del 1979 con Larry Bird appunto che affronta Magic Johnson, Michigan State contro Indiana State con la vittoria di Magic. I due poi si ritroveranno successivamente in NBA. Boston Lakers. Ok, abbiamo praticamente chiuso questa parte. Vi ricordo che il video integrale, cioè tutto quello che volete sapere su Mario Chalmers, qui vi abbiamo dato un sunto, lo troverete sui social della Lega fra poco, nei prossimi giorni, l'intervista integrale appunto realizzata alla nuova stella di Bologna. Detto questo, ci ritroviamo fra qualche attimo con Jack che dovrai mollare il divano. Mi mancherò, lo so. Per 12 minuti. Cambia un po' l'aspetto, il look del nostro divano. Con Gheia arriverà, infatti. Alessia Ventura.